pomos de pedra. Atzara, calamidad de tontos pintores, tras arbitrar comodidad, protegidos fiores, Atzara, rebellar de esos malas sordados, lúguida que estela, inquietos animados. Paese di arte, buon vino e architetture suggestive. Azzara, piccolo borgo al centro della Sardegna nella regione del Mandrolisai, è oggi una delle mete più amate dai viaggiatori che cercano tranquillità e bellezza lontano dai grandi centri turistici. Il comune fa parte dell'associazione Borghi più belli d'Italia, accanto a Posada, Carloforte, Bosa, San Teodoro, Castelsardo e Sadali. Nel 2019 è stato insignito del titolo di Borgo dei Borghi dall'omonima trasmissione televisiva di Rai 3 che sceglie ogni anno il borgo più bello. Azzara fa parte dell'Associazione Nazionale I Borghi più belli d'Italia, che è un'associazione che racchiude, tutela e valorizza le migliori esperienze dei borghi in tutta Italia. La partecipazione a questa associazione ci ha portato anche a una graditissima sorpresa nel 2019 essere individuati con i comuni di Castelsardo e di San Teodoro per la partecipazione alla trasmissione Il Borgo dei Borghi. Abbiamo avuto anche il piacere e la fortuna di arrivare in finale in questa trasmissione nel 2019 e rappresentare la Sardegna. Noi abbiamo attivato una serie di iniziative per valorizzare il borgo e il suo paesaggio. Alcune hanno avuto una grande risonanza anche nazionale, per questo nel 2019 si è deciso di puntare su un comune dell'interno. Era la prima volta che accadeva, perché solitamente era usuale far partecipare paesi costieri, ed è stata secondo me una scelta importante, anche perché poi questo piccolo paesino dell'interno, questo piccolo borgo è arrivato in finale. Far parte dell'associazione I Borghi più belli d'Italia significa avere un centro storico che è in linea con lo statuto dell'associazione, un centro storico che ha caratteristiche particolari, o meglio mantiene le caratteristiche del passato nella maniera più grande possibile. Inoltre consente anche di valorizzare queste esperienze non solo come urbanistica, ma anche per quanto riguarda il paesaggio. Infatti il nostro paesaggio è stato insignito del massimo riconoscimento dello Stato di paesaggio rurale e storico d'Italia. I nostri vigneti, i vigneti storici del Mandrolisai, rientrano appunto in questo riconoscimento, e siamo l'unico paesaggio rurale presente in Sardegna e tra i 20 presenti in tutta Italia. Le origini del paese, che conta 1 migliaio di abitanti, risalgono al Medioevo. È a questo periodo che risalgono anche la chiesa di San Giorgio, documentata nel 1205 e consacrata nel 1386. Nel centro storico si snodano le stradine su cui si affacciano vecchie case in granito e palazzi signorili, tutti accomunati dall'uso prevalente del granito e da dettagli architettonici di gusto aragonese. Oltre alle architetture suggestive, è interessante anche la campagna circostante, con le vigne storiche, alcune centenarie, bellissime da visitare soprattutto in autunno e raggiungibili grazie a un efficace sistema di strade rurali. Per gli amanti dell'enogastronomia, imperdibili i piatti tipici e i dolci, soprattutto il vino. Azzara è celebre per le cantine, alcune delle quali propongono visite e degustazioni, e per il suo vino, il Mandrolisai, nato da un sapiente dosaggio di uve Cannonau, Bovale e Monica.
Per gli amici e turisti che vogliono visitare Azzara, noi consigliamo una visita al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea Antonio Ortiz Echagüe, che racchiude opere dei pittori costumbristi, ma anche dei massimi esponenti della pittura sarda e non solo del Novecento. Consigliamo anche una visita al centro storico del Borgo, che racchiude in sé angoli molto particolari, molto affascinanti, che richiamano l'architettura medievale. Suggeriamo anche il nostro paesaggio, la visita al nostro paesaggio, ai vigneti storici, vigneti centenari che sono dislocati nell'agro tutto intorno al centro abitato. Sono di facile visita perché le nostre strade rurali sono completamente agibili e ogni persona, anche in autonomia, può visitare i nostri vigneti. Noi consideriamo questa visita in particolare nel periodo autunnale, dove i colori sono una meraviglia che affascina sempre tutte le persone che vengono ad Azzara. Dal punto di vista enogastronomico è possibile degustare nei nostri locali le pietanze tipiche, ma anche visitare alcune cantine che offrono servizi di visita guidata con degustazioni a tema sui vini di Azzara e del Mandolisai. Imperdibile è il Museo di Arte Moderna e Contemporanea, aperto nel 2000, che custodisce una preziosa collezione dei primi del Novecento. Il Museo Mama, dedicato ad Antonio Ortiz Echagüe, un pittore spagnolo arrivato in Sardegna nel primo decennio del secolo scorso, è stato inaugurato nel 2000, un museo nato più di un secolo fa, esattamente quando Azzara venne investita da un flusso, chiamiamolo artistico, di pittori richiamati dal paesaggio, quindi dai colori, dallo stesso costume, dall'abito tradizionale femminile che ha dato il via a tutta la storia dei costumbristi ad Azzara, attirati da comunità poco conosciute, poco note, che preservavano profondamente le tradizioni. Oltre agli artisti spagnoli della scuola del costumbrismo, ci sono artisti sardi, quali Francesco Ciusa, Antonio Ballero, Giuseppe Biasi, Filippo Figari, Mario Delitala, Carmelo Floris e Stanis Dessì. Poi si è sviluppato un movimento che ha attirato i grandi artisti del secolo scorso, che a loro volta si sono, appassionati al paese, e ognuno di loro poi ha trovato aspetti diversi da approfondire. Figari, per esempio, era soggiornato a lungo ad Azzara, ha ripreso il discorso del costumbrismo, raffigurando le modelle di Azzara. Scheuerlen, il tedesco arrivato nel 40, ha dato più spazio ai paesaggi en plein air, era un tardo impressionista. Ciascuno di loro ad Azzara trovava un aspetto che valeva la pena essere approfondito e trasposto poi sulla tela. L'idea di un museo in questo piccolo centro barbaricino fu di Antonio Corriga, pittore di Azzara, allievo di Filippo Figari, considerato oggi uno dei più importanti artisti sardi contemporanei. Fu suo il progetto di trovare una casa per le opere dei tanti pittori che soggiornarono qui, a partire proprio da Ortiz Echagüe, che visse ad Azzara per 3 anni, dal 1906 al 1909. Il borgo era in quegli anni un centro di incontro culturale e artistico, talmente attivo da creare una vera corrente artistica, chiamata Scuola di Azzara. Per cui nell'idea di Corriga, penso, ci fosse quella di accorpare ad Azzara, suo paese natale, che aveva avuto dei trascorsi così importanti da un punto di vista artistico, di accorpare tutti quelli che erano i nomi più importanti dell'ambiente artistico isolano. Perché effettivamente è successo proprio questo, cioè lui chiamava a raccolta i suoi amici, ex compagni di studi, e spiegava loro di un progetto nascente, di un museo nascente ad Azzara, e ogni artista che lui ha contattato praticamente ha donato un'opera spontaneamente, ma non solo, anche collezionisti con cui lui era in contatto donavano felicemente un'opera poi da esporre in una collezione così importante.
Credo che lui non si aspettasse tutto questo successo, non penso, perché poi anche in seguito il museo, pur essendo appunto una piccola perla all'interno di una, come dire, dell'isola, comunque si è fatto un certo nome, per cui gli artisti sono ben felici anche adesso di donare e di arricchire la collezione, che è composta insomma da pezzi piuttosto importanti e che comunque danno una panoramica di quelle che erano le tendenze artistiche del secolo scorso. Azara, calamidad de confusos pintores, trazar, dar novedad, protegidos fiores, azaras, rebelad, de esos mal asortados, lúguida que estela, que vos maduros elegentes, sin que fundan a frescar, sardillas caentes, Giuseppe y a carrere, tornare a Pizzini, a su Pettuccia, a Ferrere, a Ventos e Traschia. Sardomos de pedra.